Ok, salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Antonio e scusate un po' per la voce e ho mal di gola e mi sono anche appena svegliato. Allora ragazzi, scusate la qualità, ma sto usando Bobby Zen perché è quello là che lagga di meno come registratore e quindi ho scelto Bobby Zen. Ok ragazzi, oggi siamo su Sims of Springfield, come vedete sulla mia città. Ovviamente ho preso un attimo un po' di ciambelle. Quello è l'occhio degli illuminati. Vabbè, guardate, 333 ciambelle, no? Mamma mia. Allora, se molti sono interessati al trucco dei Simpson, me lo dica pure che faccio pure un tutorial su come scaricare questa mod per Simpson Springfield. Ragazzi, io avere ciambelle è bello avere ciambelle è bello e anche brutto. Perché è brutto? Perché dovete fare 50.000 cose, cioè al momento proprio, ed è bello perché potete prendervi tutto quello che volete. Vabbè, adesso ciance le ciance e banda le ciance e vediamo la missione di Apu. I miei congelatori stanno esaurendo l'energia, se il cibo va male avrà un sapore ancora più ok. Una centrale, ok, una centrale. E questo dove lo mettiamo, raga? Io di solito lo mettevo qua, ma che cavolo, qua ci sono gli occhi illuminati. Allora facciamo così, questo mettiamolo qua. Per adesso tutti i fiuti li mettiamo qua dietro al capanno di Willy, poi li sistereremo insieme. Ok, mettiamoci qua e qua prendiamoci una bella espansione di terra. E dov'è l'espansione della terra? Non mi ricordo. Ecco qua l'espansione della terra. E ok, mettiamo qua questo qua. Ok, qua. Ok, adesso mettiamo la nostra torre di raffreddamento, che dovrebbe essere qua. Ok, eccola qua. Mettiamo questo, prendiamo le ciambelle e ce la siamo fatta. Bene, e questo l'abbiamo fatto. Grazie per aver costruito la centrale, per non aver costruito, sì, vabbè dai, la centrale serve, senza la centrale non si può vivere, è vero. Ok, fammi dire. L'unica cosa di cui non mi interessa nulla. Ma scusa, senza i reattori come fai? Vabbè, io non so. Il nocciolo dove viene costruito tutto. Ok. Bene. Così va meglio. Ora non serve altro che il logo dove qua è Netherton ottenente. Cos'è il Netherton? Edifici di controllo. Bene, edifici di controllo
sembrano abbastanza grandi, però io come faccio? Cioè, io potrei fare, vabbè, potrei fare in qualche modo, ma poi come faccio a collegarlo alla strada? Questo è un bel casino, ok. E io direi di prendere un'altra espansione di terra, così potremo allargare un attimo lo Springfield e potremo mettere l'edificio di controllo. Bene, togliamo i rifiuti che poi andremo a pulire, ovvero solo Lisa e Homer possono pulirlo. Già una cazzata. Edificio di controllo, pam, eccolo qua. Ok, allora aspetta, prima di tutto chi mi volesse aggiungere, io mi chiamo Antonio Nap71, poi ve lo scrivo in descrizione. Congratulazioni, livello difficile ma significante, grazie. No. Ok ragazzi, io direi di smettere così. Abbiamo fatto tutto il nocciolo, cioè tutto la base, ecco, delle torri di raffreddamento, e quindi potremo finire così.